L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi a Codroipo ha fatto il punto con i sindaci del Medio Friuli sulle criticità nell'ambito della medicina generale a causa delle complessità burocratiche legate al reimpiego dei medici pensionati. All'incontro ha partecipato anche il direttore generale dell'azienda sanitaria Denis Caporale. Riccardi ha evidenziato come l'obiettivo finale resti quello di ricostruire un solido rapporto di fiducia tra i cittadini e il sistema della medicina generale. L'azienda sanitaria ha aperto nuovi ambulatori per cure primarie proprio per sopperire la mancanza di medici. Come emerso nel corso della riunione, nel distretto sociosanitario del Medio Friuli attualmente sono circa 2.600 gli assistiti sprovvisti di medico e di medicina generale e 17 le zone in cui si riscontra una carenza di medici. Tra le misure adottate per sopperire all'emergenza risalta in particolare l'apertura degli ambulatori distrettuali delle cure primarie che nel 2025 sono stati attivi a Varmo, Nespoledo di Lestizza e Codroipo. Abbiamo previsto la procedura affinché vada in commissione la prossima settimana e il 2 febbraio andrà in aula. Naturalmente poi aspettiamo quella che è oggi la notizia importante, dove la sottosegretaria Savino al Ministero dell'Economia ci ha detto che il Ministero dell'Economia non è contrario alla proroga al 31/12/2026, perché la Regione, ammesso che abbia la competenza di intervenire su questa vicenda, e mi permetto di dire è molto tirata, ma noi come sempre lo facciamo con coraggio, c'è tutta la partita dell'impatto fiscale e previdenziale per i medici pensionati, che ricordo essere equiparati a un dipendente della pubblica amministrazione. Quindi quando il dipendente della pubblica amministrazione va in pensione è chiaro che non lo puoi pagare, quindi questa è una misura che noi ci aspettiamo e che potrà dare sicuramente un aiuto. Sicuramente non risolverà un problema che è figlio di una storia di molti anni nel rapporto tra la medicina generale e la sanità pubblica, che deve essere affrontato con determinazione, e io mi auguro nel tempo, sicuramente non breve, ritornare al rapporto fiduciario che è giusto che le persone abbiano.